Nel 1962 nascono le regioni. Watson e Crick vincono il premio Nobel per la medicina. In Inghilterra esce il primo film della serie di James Bond e nasce il fumetto Diabolic. Anche il Servizio Sanitario della Polizia di Stato è nato in quei giorni, sull'esigenza prevalente di una funzione medico-legale, ed è evoluto nel corso degli anni successivi in compiti di natura preventiva e di tutela della salute nei confronti di coloro che svolgono il particolare mestiere del poliziotto. Quest'anno la sanità della Polizia di Stato festeggia il 60° anniversario dalla sua fondazione. In questo lungo arco di tempo, contrassegnato da notevoli mutamenti sociali, dall'emergere di criticità nuove e da costanti progressi scientifici, è inevitabilmente cambiato anche il nostro servizio sanitario, sempre più impegnato in compiti di supporto e di formazione nei riguardi del proprio personale e sempre più inserito nel contesto della sanità pubblica. La professione sanitaria è cambiata. Sono diventate preminenti l'organizzazione, la capacità di fare squadra, la necessità di un continuo aggiornamento. La pandemia da SARS-CoV-2, in tal senso, ha rappresentato un formidabile strumento di tenuta del servizio sanitario, evidenziandone sicuramente alcune criticità, ma al tempo stesso anche la sua capacità di far fronte e di ripartire. Ed il nostro impegno è stato premiato con la medaglia d'oro alla bandiera. Le nostre professionalità hanno consentito e consentiranno tutte le trasformazioni necessarie per le sfide contro rischi antichi e nuovi, con la forza che deriva da uno spirito di appartenenza comune e dagli alti valori che contraddistinguono questa straordinaria amministrazione.